Presidente, il Gala Altamarca ha appena approvato una nuova edizione del bando ISL 02 a sostegno delle nuove attività extra-agricole. Ci spiega di cosa si tratta e perché è così importante per il territorio. Questa è la seconda edizione, ne abbiamo già fatto uno, ci ha dato ampie soddisfazioni perché sono arrivate ben 75 domande, di cui 58 ammesse e 58 le abbiamo anche finanziate. Ma si tratta di contribuire a ragazzi, soprattutto giovani possibilmente, che vogliono mettersi in gioco per aprire nuove attività, anche se sono aperte da 6 mesi comunque dal momento in cui esce il bando è valido. E queste attività aperte vengono premiate con 12.000 euro a fondo perduto. Tra l'altro è un bando molto semplice perché noi abbiamo sperimentato l'altra volta che anche i ragazzi riescono a farsi la domanda senza avere bisogno di spese di consulenza o a quant'altro, per cui è un bando veramente che va incontro ed aiuta chi vuole così intraprendere una nuova attività, e questo sicuramente aiuta, o almeno speriamo di poter aiutare per evitare questo spopolamento in atto nei nostri comuni, soprattutto quelli del Galla Altamarca. Non solo, ma aiuterà anche i giovani a fermarsi su questi territori, proprio così, facendo questi nuovi servizi che sono poi indispensabili e di grande aiuto al territorio che si sta trasformando, soprattutto nel campo turistico, per cui i servizi sono determinanti anche proprio per dare queste nuove funzioni necessarie poi perché il turista trovi i servizi che servono.